Conclude oggi la mia quarantena, iniziata giovedì scorso con un tampone. Giovedì di questa settimana ho fatto un secondo tampone, anche questo con esito negativo. Quarantena finita anche per il sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese, anche lui tra gli invitati alla festa del Basso Vicentino diventata famosa dopo il passaggio dell'imprenditore positivo al Covid e a tutt'oggi in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Guarito e sano, pronto a tornare al lavoro, Mattia Veronese però si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Spiace solo che qualcuno abbia approfittato di questa situazione per fare della becera polemica, ma comunque con risultati molto scarsi e con una solidarietà nei miei confronti da parte di tanti noventani, non solo, che ringrazio. Per me la parentesi è chiusa. Se la parentesi personale Covid è chiusa, il timore contagio rimane nell'aria. La vita va avanti come anche gli eventi e le manifestazioni, ma con qualche limitazione in più, come per la sagra di San Luigi. La sagra di San Luigi viene ridotta ovviamente come partecipazione in quanto non saranno presenti le giostre, però rimane confermata la pesca di beneficenza e quindi voglio ringraziare il gruppo parrocchiale che la sta organizzando. Sagra ridotta, ma Noventa diventa, con la vicinissima padovana Vo Euganeo, cluster Covid Veneto, Trade Union con Codogno il cluster lombardo, grazie a un circuito ciclistico. Domani alle ore 14.30 un gruppo di ciclisti amatoriali ma anche semiprofessionisti saranno presenti a Noventa Vicentina, uno scambio delle maglie, un saluto, anche questo un omaggio a quanti hanno combattuto contro il coronavirus, a quanti stanno ancora ovviamente affrontando con serietà la pandemia, ma anche un segno di speranza con lo sport perché le nostre comunità possono ripartire